5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Ristorante Pizzeria Peperoncino. Adelti. Adelti. Ristorante Pizzeria Il Peperoncino. La scelta giusta. Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? Addio babbude su tempo, mastro de amore, Signore Saluche, meresa vita. Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Quest'oggi siamo a Fonni e siamo qui in occasione di una grande manifestazione, il 15° anno in cui si propone questo grande rodeo della montagna che vede protagonisti oltre 40 cavalieri, tanti cavalli che allo stato brado vengono presi dalla montagna, portati qui a Fonni per essere cavalcati. Un grande rodeo, una grande giornata di spettacolo che porta poi tra l'altro tantissimo pubblico. Buon divertimento, buona visione con Die Pro Die. Siamo a Fonni e siamo in compagnia di Mauro Secci che ha fatto quel programma poi La Stalla. Sì, esatto, 1, 2, 3 Stalla. L'anno scorso in pratica è un concorrente di questo programma di Canale 5. Come ci sei arrivato poi a Canale 5? Niente, si fanno i provini, si fanno e se appunto vieni reputato idoneo appunto a fare questo programma, vieni appunto... Quali erano le caratteristiche che ti erano richieste poi per partecipare a questo programma? Non ero più pallida idea, in tutti i casi io sono andato, ero il più spontaneo possibile, forse il fatto di essere rappresentante di una delle zone dell'interno, di essere appunto rispecchiare forse la tradizione, non lo so, l'accento, con quello che è l'essenza forse della Sardegna, spero, per lo più mi perdonino chi magari la rispecchia meglio, e credo che sia stato un elemento forse fondamentale per essere magari scritturato, se così si dice. Anche perché poi tra le cose che vi venivano richieste era il fatto che tu dovevi conoscere comunque i cavalli li conosci, devo dire, molto bene. Ma sì, ci siamo nel cuore dei sardi e soprattutto forse le zone dell'interno, ma tutta la Sardegna ha questa forte passione per il cavallo, che in pratica ne fa un elemento di onore per il sardo stesso, ma soprattutto anche per la persona che lavorava in campagna. Era come magari oggigiorno si sfoggiano le macchine, prima venivano sfoggiati i cavalli, e noi che lavoriamo ancora in campagna è rimasto incurcato questo sentimento di orgoglio montando a cavallo. Ci basta magari per essere contenti, per rilassarci, per avere delle soddisfazioni, per esularsi dal mondo, montare a cavallo, ci basta quello. Quando siamo a cavallo siamo persone felici.
quanto è importante poi per te il cavallo e quanto è importante poi questa manifestazione di Fonni di cui tu sei tra l'altro protagonista? Il cavallo è uno dei primi amori della vita, in sostanza, bisogna proprio dirlo. Si cresce col cavallo dentro. Il cavallo non è una cosa che ti arriva, tu ce l'hai dentro e poi naturalmente sviluppi tutto su questo animale, chiaramente cerchi di migliorarti, cerchi di avere anche i migliori soggetti, di riuscire a portare avanti una delle migliori domme. Io faccio anche il domatore di professione e questa manifestazione di Fonni mi porta... sono onorato di partecipare perché sono stato invitato dai miei amici fonnesi e questo mi fa tanta gioia e tanto onore. E niente, abbiamo modo di sfoggiare quello che è la nostra tecnica, quello che è la nostra tradizione di Montasarda. In pratica io anche appartengo a un'associazione regionale che si chiama Montasarda da Lavoro, che tende appunto a valorizzare quella tecnica e la tradizione sarda che magari si sta perdendo, anche se ha delle grandissime efficacie come a livello addestrativo. Tutto questo è molto bello, ma tu sei stato mandato via però dal Canale 5 perché mi è stato detto, anzi ho visto io personalmente, che a quanto pare tu abbia trattato male un cavallo, ma poi la realtà qual è? Perché c'era uno dei ragazzi che era dentro che aveva un cavallo tranquillo comunque, tu invece avevi un cavallo forse un po' più cattivello, un po' più da domare. Sì, indubbiamente il carattere dei due soggetti erano completamente differenti, questo non si mette neanche in dubbio, però in tutti i casi l'altro domatore in tutti i casi ha utilizzato una tecnica eccellente, tra le migliori, è una sorta di primo approccio che in tutti i casi è giusto portare avanti. Quando se i soggetti si prestano, hanno una buona indole, è bene naturalmente interagire, intervenire con modi più dolci possibili. Poi naturalmente a livello di televisione tutto è stato manipolato, perché diciamo bisogna si fa televisione in sostanza. Tu eri obbligato comunque a trattare il cavallo così per domarlo? No, assolutamente. No, aspetta, dunque, ritratto un attimo. Ecco, aspettate un attimo. Ci hanno chiesto di lavorare da soli. Io in pratica ho la capacità, diciamo per quello, la capacità lavorativa di lavorare completamente da solo. In pratica si trattava di separare questi due soggetti. L'unico modo per separare i due soggetti era bloccarne uno con il laccio e far uscire l'altro dalla porta. Ecco. La sostanza era quella del mio motivo di aver bloccato quel cavallo, altrimenti non sarebbe stato possibile, perché cercare di di domare un cavallo essendo presente un altro soggetto che disturba non è assolutamente possibile, e hanno travisato, hanno diciamo manipolato, fatto vedere in un altro modo questo mio intervento, diciamo. Quindi ecco dove nasce comunque il tuo sottolineare il fatto che la televisione in qualche modo viene purtroppo manipolata, ma per fare audience bisogna fare anche questo, no? Sì, ma indubbiamente, è televisione, che caspita, bisogna essere... Che capita. No, bisogna accettare il fatto che è televisione. Sei un grande Mauro. Grazie. Allora, ascolta, ma sinceramente, ma poi questi passaggi televisivi, ho visto che tutti ti conoscono, ma poi ti servono anche per far conoscere quella che poi è la vostra associazione, quella a cui poi tra l'altro tu tieni di più, no? Che è l'associazione da Monta da Lavoro. Diciamo, certo è forse una sorta piccolissima vetrina, però se non sei bravo montando a cavallo non è che puoi certo, diciamo pubblicizzare più di tanto. Noi in pratica sfoggiamo la tecnica, la passione. Nella nostra tecnica c'è tanta passione nel cavallo, il punto è quello, tanto gusto nel riuscire ad addestrare un soggetto, di farlo esibire, e spero che tanto stasera ci sarete, avrete modo di vedere con quanto orgoglio e con quanto diciamo onore e rispetto dello stesso animale montiamo a cavallo. Die Pro Die, in collaborazione con la nuova merceria a Sassari, merceria da Berni, in corso Vittorio Emanuele 79 a Sassari. Merceria da Berni, tutto per il cucito e per i costumi sardi.
Merceria da Berni, Corso Vittorio Emanuele 79, Sassari.